Quinta tappa per la costruzione della nuova agenda digitale. Oggi siamo a Treviso, questa mattina parliamo di turismo, oggi pomeriggio parleremo di agricoltura e il turismo è uno dei settori che sono stati maggiormente trasformati dall'innovazione digitale. In particolar modo pensiamo a come si organizza una vacanza oggi, con 3 click si riesce a prenotare un viaggio in giro per il mondo. E quindi credo che la prima regione d'Italia per turismo, 72 milioni di presenze turistiche, deve essere particolarmente attenta ad essere contemporanea negli strumenti che oggi si utilizzano e avere una visione di quello che succederà in un prossimo futuro, dove alcune tecnologie che abbiamo visto questa mattina potranno ulteriormente implementare la capacità di visitare i nostri territori. E quindi una regione attenta a quella che sarà la possibilità di far sì che il Veneto continui ad essere la prima regione in Italia. Non possiamo che le nostre spiagge, la nostra montagna, i laghi, le città d'arte perdano questa opportunità e il digitale deve essere al fianco di questa grande trasformazione, capace di continuare a creare un'economia che veda il Veneto primeggiare in Italia. Oggi siamo a Treviso a parlare di Innovation Lab nel settore turistico, una giornata importante che ci porta a parlare dell'importanza del digitale a favore di tutte le imprese, ma in particolare di quelle del settore turistico. La pandemia ci ha costretto a cambiare i nostri ambienti di lavoro, ma è stata anche un'opportunità per spingere sul sistema digitale. Già da qualche anno col piano strategico regionale la stessa regione sta incentivando questo passaggio utilizzando anche i fondi europei. Abbiamo messo 3 milioni di euro a disposizione per la creazione di voucher digitali e nella prossima programmazione 21-27 dei fondi di coesione spingeremo ancora di più per accompagnare aziende e destinazioni a questo passaggio che è sempre più fondamentale. Abbiamo creato l'osservatorio turistico regionale federato per il controllo e per favorire la trasmissione dei dati, così come il Destination Management System, che è uno scatolone digitale che permette di far circolare le informazioni ma soprattutto la gestione dell'offerta turistica sul territorio. Sì, intanto benvenuti a Treviso. Abbiamo deciso di collocare questo Innovation Lab ottenuto e realizzato grazie ai fondi della Regione Veneto all'interno della biblioteca Borgo Cavour, in degli spazi che vengono utilizzati per altre funzioni. E questo progetto è diffuso su altri 5 comuni che condividono con noi gli spazi, con tipologie di spazi diversi e con progettualità diversi. Questo è stato importante perché avere un territorio diffuso che va nelle stesse funzioni ma su sedi diversi consiste nello spostamento delle persone all'interno del territorio in maniera più limitata. Quindi l'Innovation Lab in maniera diffusa porterà a delle funzioni di digitalizzazione a diverse fasce di età all'interno del territorio senza che le persone si devono muovere troppo da casa.